al mio posto, perché ci sono altre seghe nella presidenza, Antonello Mugia, è un medico, è il portavoce del mese dei diritti umani, e ad Antonello Mugia vorrei chiedere, insomma, Antonello, come mai? Ci avevamo promesso un mondo in cui tutti dovevamo correre un po' di più per rinunciare un po' a qualche diritto e avere più benessere. Poi cosa è successo? Appunto, io penso che... No, ma sai, poi parlo da qui. No, si dice che insomma, quello che è successo penso che abbia molto a che fare con l'argomento di stasera, con il libro che viene presentato. Noi abbiamo iniziato 6 anni fa, come diceva Roberto in apertura, perché volevamo agitare il tema dei diritti. Appunto Roberto ha detto che io facilmente cito uno degli esempi che mi è più vicino. L'ISTAT nel 2015 ha stabilito che 11 milioni di italiani non possono curarsi, hanno rinunciato a cure perché non avevano i soldi per farlo. E l'anno successivo, questi sono dati di pochi mesi fa, il numero di italiani che non hanno potuto curarsi sono diventati 12 milioni e 2, cioè in un anno un aumento di 1 milione e 2 più del 10%. Quindi il tema dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a cui facciamo riferimento, a cui il mese dei diritti fa riferimento, è sancito poi dalla nostra Costituzione in modo anche più dettagliato, stanno diventando meno esigibili. Perché? Ecco, io credo che stiano diventando meno esigibili perché c'è un problemino che si chiama capitalismo finanziario, cioè esiste un sistema che in parte è partito anche da cose che avevano una loro ragione di esistere, penso ad esempio ai derivati, il contadino che aveva bisogno di avere certezza di quanto di poter entrare per poter poi investire per la stagione successiva, per l'attività che doveva andare a svolgere nella stagione successiva, e aveva trovato uno strumento che erano i derivati che gli dava la certezza che lui avrebbe avuto quel tanto. Poi chiaramente se il prezzo fosse stato più alto ci avrebbe magari guadagnato di meno, fosse stato più basso ci avrebbe guadagnato di più nella differenza, ma a un certo punto la cosa che gli serviva era quella, avere quella certezza. I derivati sono diventati una un numero su cui si punta, il 28 piuttosto che il 12 piuttosto che il 17, e si vince o si perde a seconda di dove si è puntato, senza nessun rapporto con l'economia reale. Questo è il problema che purtroppo stiamo vivendo e che ha condizionato lo sviluppo dell'industria. Io credo che la crisi che stiamo vivendo è una crisi soprattutto voluta dal grande capitale finanziario. E infatti, se vediamo le statistiche fra chi ha molto e chi ha molto poco, oggi, in questa crisi dal 2008 a oggi, la differenza di divario fra chi ha molto e chi ha molto poco è aumentato nettamente. Allora il problema è di riuscire a padroneggiare i meccanismi che sono stati realizzati e riuscire a informare la cittadinanza. Io ho presente il ruolo della stampa nel tempo. Mi è venuto in mente, leggendo un libro, l'ho letto in questi giorni, e mi è venuto in mente un altro libro che avevo letto quando ero giovane, fatto da un giovane giornalista economico e dal direttore del giornale in cui lavorava. Si chiamava Razza Padrona, raccontava delle cose e oggi quei giornalisti lì sono dall'altra parte, sono al seguito di quel potere economico
politico che gli stava dietro, che aveva criticato. E il problema adesso è che abbiamo difficoltà a avere le informazioni giuste. Io credo che non sono per niente convinto. Qualcuno dice che la materia è una materia ostica. Ecco, io non sono convinto per niente che l'economia sia una materia ostica. È una materia che è stata raccontata in modo truffaldino, che è stata raccontata in modo menzognero, è stata raccontata con linguaggio per iniziati, per impedire anche alla cittadinanza di sapere esattamente come stanno le cose. Perché che il derivato abbia oggi una funzione di gioco della roulette e non una funzione di aiuto all'economia, credo che sia abbastanza noto agli addetti, meno magari ai cittadini. E allora, dicevo, credo che sia importante riuscire a fare l'informazione in modo diverso. Questo libro lo fa con i fumetti. I fumetti sono un genere letterario minore, ancora un po' c'è questa idea. Io credo che questo libro lo smentisca questo luogo comune, e l'ho trovato davvero straordinario. Mi dispiace il fatto che questa cosa non abbia la credibilità che dovrebbe avere, perché io per 5 anni nella mia vita ho fatto anche presentazioni di libri in un'associazione di lettori e capitavano i libri che vi assicuro non erano molto esaltanti, e poi finiva che comunque se ne dava un giudizio, ma sì, comprate e leggendo. Questo non è un libro così, questo è un libro straordinario per me e davvero merita di essere conosciuto meglio. Credo anzi che abbia anche, posso avere la funzione di avvicinare le persone al tema per poi stimolarle anche ad approfondire. Credo che di questo abbiamo molto bisogno. Per questo, e concludo, ringrazio il Comune di Assemini che mostra una sensibilità lodevole, gli autori e gli organizzatori di questa serata. Grazie. Grazie Antonio Murgia. Abbiamo un intervento di dibattito e ci avviamo poi alle conclusioni. Vincenzo Monaco. È meglio qui, Vincenzo. Tanto ringrazio Alberto per avermi invitato a questo momento di incontro, che è uno dei tanti che abbiamo vissuto come Comitato Lavoro, Dignità e Equità. Un comitato nato dalla creazione di un gruppo di lavoro di giovani e di esperti in politiche, nel lavoro e in lavoro effettivo. E ci siamo posti la domanda, come facciamo a creare un nuovo lavoro? Perché non riusciamo a capire chi è che non vuole che si crei lavoro in Sardegna. Sembra che ci sia una forza occulta che lavora, agisce, pensa, progetta, legifera per non creare lavoro. Eppure il periodo cosiddetto della crisi ha comunque già esaurito, almeno in tante parti del mondo, la sua spinta negativa, e ormai siamo nella fase del passaggio dall'economia lineare all'economia circolare. Abbiamo tanto da inventare, tanto da fare, tanto da scoprire rispetto a quello che fanno gli altri in altre nazioni, e noi invece facciamo semplice assistenza. Noi dobbiamo preoccuparci dei poveri e non del lavoro che i poveri possono ricominciare a fare per tornare ad essere
persone con dignità per lavoro, persone che ricominciano a vivere, abbandonano pensieri tragici rispetto alla vita. Io provengo da una città dove c'è un famosissimo ponte che purtroppo ha dato un grande contributo a questa tragicità della vita e quindi ci siamo messi a ragionare. Chi è che può creare progetti per il lavoro? Come possiamo creare dei progetti per il lavoro che diventino poi un lavoro effettivo, duraturo? E come lo compensiamo? In una prima fase di costruzione di questo lavoro. Rispetto alla situazione della Sardegna, della ciambella che è diventata, con le grandi città lungo le coste, se si popolano e i piccoli comuni delle zone interne che si spopolano, con l'abbandono delle terre, con la dismissione delle industrie e la creazione di grandi deserti di ferraia e cemento armato irrimovibile, è tutto da inventare, è tutto da progettare. Cosa ci mettiamo dentro questi contenitori? Come riconquistiamo la terra che abbiamo abbandonato? Semplice. Mettiamo intorno a un tavolo i disoccupati che hanno le loro esigenze, i loro sogni, le loro professionalità, le loro esperienze o che hanno bisogno di crearsi nuove esperienze, i sindaci, i comuni con i loro assessorati trasversalmente, come dicevamo durante questo incontro, devono lavorare, gli enti, gli imprenditori e i sindacati, ma ne basta uno per ognuno di questi settori, non c'è bisogno di fare le assemblee e soprattutto la collaborazione, abbiamo iniziato nei primi del 2016, per l'ASPAL che proviene dalla riforma del lavoro, un organismo che potrebbe essere veramente il nuovo motore per il lavoro. E invece non si riesce a stanare da una politica negativa che si realizza dentro l'assessorato al lavoro, nell'ASPAL, nei territori. Io provengo da un'esperienza di una provincia, la provincia di Sassari. Con la riforma degli enti locali, la provincia di Sassari e altre province della Sardegna sono state completamente smontate e depotenziate di competenze. Erano diventate uno strumento operativo nella gestione dei fondi comunitari. Si erano fatte le esperienze, sulle loro spalle diventavano importanti per la regione. La collaborazione tra la programmazione comunitaria, la programmazione economica della regione e le province era una collaborazione sinergica. Si arrivava sui tavoli comunitari con delle proposte uniche. Smontando questo strumento, tutto è stato centrato nella regione. Ma la regione, pur avendo un'infinità di personale capace, specializzato, non ha delle direttive politiche su quella che deve essere la strategia economica e del lavoro per la Sardegna, dai suoi stessi datori di lavoro, gli amministratori di turno. Eppure noi abbiamo dato grande fiducia a questi amministratori nel tempo, ma è una grande delusione perché i risultati sono un deserto. I dati saranno anche di ripresa, ma è una ripresa che noi non vediamo, noi non sentiamo e anzi subiamo sulla nostra pelle con smontare un'economia, smontare una società, quella sarda, perché così lo si può fare. E qual è il motivo? Forse i sardi non stanno più bene in Sardegna e c'è bisogno di liberarsi dei sardi per permettere a questa terra di diventare una piattaforma per altri interessi multinazionali, potenti, con delle politiche a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale che sono il contrario di quello che dovrebbero essere. Allora, noi vorremmo mettere intorno al tavolo quei disoccupati con i loro sindaci e gli addetti ai lavori e creare una rete in ogni comune, un comitato, sarebbero 177 comitati che si incontrano e si coordinano e vanno a creare loro la politica di riconquista dei territori con un'agricoltura, con un turismo diffuso, con anche l'inserimento di chi rispetto ai nostri giovani che vanno via occupano uno spazio che non sarà mai occupato più da nessun altro. Cioè i nostri migranti diventeranno una risorsa se riusciremo a convincerli a rimanere qui. Anche se non arrivano, almeno quelli che ci sono, cerchiamo di formarli.
anche quel poco lavoro i migranti portano. Quindi, come dire, mi arriva ancora più depresso rispetto a come siamo arrivati. E grazie. Grazie Vincenzo. Ci stiamo avviando alle conclusioni, come vi dicevo, però vorrei chiamare per l'ultimo intervento di dibattito di pochi minuti Franco Meloni, che è il direttore di Alani News, è stato uno dei promotori di un convegno sul lavoro recente dal titolo Lavorare meno, lavorare meglio. Lavorare in punti. Grazie per le battute. Intanto ti dico, insomma, dalla presentazione è molto interessante, man mano che si parla del lavoro. Devo dire che ultimamente si sta parlando per fortuna un po' di più, e si cerca di, in qualche modo, di mettere insieme le isole che ci sono interessanti per formare un arcipelago, diciamo, questa metafora. Ed è molto importante che ci sia in queste politiche del lavoro l'evoluzione dei protagonisti, cioè dei giovani soprattutto, che sono i nuovi poveri. In Sardegna, lo diceva Lorena, il dato è drammatico, tra l'altro stanno andando via i giovani, i pezzi pregiati, su cui abbiamo investito anche denaro e poi vanno a beneficiare di questa ricchezza altri territori. Quindi è importante che ci sia un'inversione. Ora, questa inversione secondo me si deve fare tenendo conto delle cose che già si sanno. Ora, io sono stato molto contento di questo investimento che stanno facendo i nostri amici dei fumetti, degli economisti, sull'economia sociale e solidale, l'economia civile, l'economia circolare, sono diverse accezioni. Ma bisogna essere chiari che l'economia sociale e solidale preconfigura una società diversa che va a cozzare con il sistema capitalistico attuale. È chiaro che nello Stato attuale soprattutto c'è convivenza diciamo, di sistemi diversi, però il sistema egemone è il sistema neoliberista, capitalista, chiaramente. Però man mano che cresce l'economia solidale, senza dubbio si pongono problemi di conflitto. Però questi sono conflitto di classe che va a nostro vantaggio, quindi lo dobbiamo assolutamente coltivare e dobbiamo cercare di conquistare gli spazi. Io ho letto da poco il cosiddetto pilastro sociale dell'Unione Europea, ma sono belle parole, basterebbe quello per agitarlo e dire che bisogna fare certe politiche che invece non si fanno, ci sono molte, o si fanno anche con convinzione o non dando gli strumenti adeguati, come ci dice la Lorenzo. Da quello per farlo in breve, a Cagliari ci sono stati due importanti convegni, uno di prelievo nazionale dei cattolici, la settimana dei cattolici, che è stata dal 26 al 29, io ho partecipato come giornalista, e l'altro invece il convegno che abbiamo promosso anche come comitato iniziativa costituzionale statutaria sul lavoro, con quei temi diciamo molto accattivanti. È chiaro che vi sono delle misure che vanno fatte dentro il sistema, vanno bene, sono fatte con più convinzione e migliorandole. Ma i cattolici per esempio rapidamente ne hanno proposto alcune che sono anche accettabili, per esempio il focus sulla formazione professionale. Da Roma in giù è veramente un disastro, andiamo meglio nel nord. E poi per esempio il piano per il recupero del risparmio anche per le piccole imprese, per le imprese che lavorano in vendita, va bene questo, perché i soldi in Italia ci sono moltissimi, si tratta anche di catturarli, non solo quelli che vanno per l'attività speculativa delle banche, c'è un grosso risparmio, gli italiani sono molto risparmiatori, questo deve essere indirizzato con adeguate politiche. Modificare gli appalti, il sistema dell'IVA per favorire l'impresa sociale, l'impresa diciamo sostenibile, e poi in campo europeo l'armonizzazione fiscale, figuriamoci, lottare contro i paradisi fiscali sarebbe una cosa bellissima. Investire molto sulle infrastrutture in Sardegna, per esempio, adesso una parte del sistema del trasporto, per esempio ferrovie, Cagni di Sassa e Sassa e Cagni, siamo ben lontani di avere una rete minimamente sempre terzo mondo, insomma.
poi dicono i cattolici giustamente inserire il lavoro dentro le priorità o gli obiettivi della banca della BCE, e già inserire il lavoro come criterio di governo dell'economia sarebbe rivoluzionario, per esempio andrebbe immediatamente contro il fiscal compact o cose di questo genere. Ma ripeto, però l'economia sociale solidale secondo me è quella su cui bisogna investire molto, e i nostri amici questo lo vogliono fare. Io termino questo molto da dire che bisogna in tutti i modi favorire la partecipazione. Ora questo lo si può fare anche con l'evoluzione. Io sarei favorevolissimo al reddito di cittadinanza, perché lo define molto chiaramente. Le tecnologie distruggono posti di lavoro, ed è illusorio che in un tempo medio o breve ci sia un recupero di posti di lavoro rispetto a quelli distrutti dalle nuove tecnologie. Si impone il problema del reddito, come diceva qualcuno, non solo del lavoro, noi siamo per il lavoro, però del reddito. Il RACE, non so come si può ordinare con il RACE, senza dubbio va superato. Il perché? Perché intanto è improntato sulla povertà, invece deve essere importato, secondo me, soprattutto sui nuovi uomini e sui giovani, che fanno sorrenti nella loro creatività. Bisogna invertire le cose, cioè, voglio dire, qui c'è un problema di cose che bisogna fare e che si traducono in lavoro, e soprattutto con l'intervento pubblico nel meridione, perché altrimenti non è da nessuna parte, che deve essere tradotto in proposte concrete. 500 euro al mese non si devono negare a nessun giovane rispetto a un progetto di lavoro, e questo progetto può essere per venire dagli stessi giovani, per esempio tutto il lavoro culturale, o chiesto dalle pubbliche amministrazioni direttamente ai giovani che vogliono questo. Poi ci sono delle forme diverse, hanno semplificato molto il sistema del welfare, va razionalizzato, però diciamo che le risorse ci sono come. Bisogna fare una lotta contro anche la burocrazia, l'impostazione burocratica eccessiva, la politica dei cerchi magici, che è quella che escludono, e bisogna fare il più possibile attivare i giovani perché siano protagonisti. Questo è molto difficile, però questa è l'unica chiave di volta, secondo me, perché la situazione davvero possa cambiare, sapendo che siamo dentro per la lotta di classe, siamo dentro per la lotta di poveri uomini che devono lottare per un diritto che gli è negato dal sistema neoliberista egemone. Questo deve essere molto chiaro quando noi facciamo questi discorsi di economia sociale e solidale, che sono quelli di economia principali, che sono quelli giusti e su cui bisogna investire molto. Questo libro ci semplifica la vita nella comprensione, quindi sono molto contento che sia stato fatto. Deve essere uno